partita vera, lo sapevamo, è da 11 partite che preparavamo questa partita, perché ogni giornata, avendo la fortuna di vincere la partita, avevamo sempre il Piani che veniva parallelo a noi, quindi siamo arrivati allo scontro, diciamo, in vetta, e quindi era una sfida dove sapevamo che loro ci aspettavano per mostrare tutta la loro esuberanza, ma non solo, perché sono ben allenati e hanno anche contenuti tecnici individuali importanti. Per noi questa non era una scoperta e abbiamo voluto affrontarli a viso aperto, cercando di misurare anche la nostra solidità. Abbiamo fatto una partita sempre in equilibrio, quindi vuol dire che la solidità c'è stata per entrambe le parti. Nei primi 2 quarti forse abbiamo regalato un paio di secondi tiri in più, potevamo proteggersi un po' meglio. Nei secondi 2 quarti abbiamo avuto un pochino di più attenzione in questo, e alla lunga, contro una squadra che ha questo tipo di ritmo, questo tipo di forza atletico-fisica, siamo riusciti ad arrivare in fondo anche noi con una buona gamba, con una buona convinzione. 2 punti veramente molto importanti, per cui ci danno la sicurezza e la confidenza per continuare a lavorare come stiamo facendo. Innanzitutto faccio i complimenti a Padova, che se è prima in classifica un motivo ci sarà, quindi ha giocatori di qualità, tecnici e fisici soprattutto. Ma allora, io lo sapevo già che la differenza fisica avrebbe fatto la differenza, e ahimè così è stato, però credo che per 3 quarti se la sono dovuta sudare, insomma, quindi poi è calata la nostra lucidità, e ovviamente ci sono giocatori di un'esperienza tale a Padova che, insomma, è venuta fuori, diciamo, l'esperienza, la fisicità e ovviamente il talento che hanno, in dubbio, quindi assolutamente complimenti a loro. Io però non posso che dire bravi ai miei ragazzi che, ripeto, ne parlavo con coach Volpato prima, questa è una squadra che dalla D è salita in gold con gli stessi giocatori, ragazzi, di Bolzano, tutti nostri, tutti a gratis, tutti con il cuore. Noi giochiamo col cuore, è quello che sappiamo fare. Il cuore molte volte non basta quando gli altri sono più bravi, ok? Quindi oggi Padova è stata più brava, niente da dire.